penultima sera della 24esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Borgofranco sul Po. È inutile dirlo, l'ennesimo successo, l'ennesimo trionfo, abbiamo superato ogni record di presenze e le cose stanno andando veramente bene anche perché la gente, oltre che venire da noi, è contenta di come facciamo da mangiare. E poi, oltre alla parte culinaria, c'è stato il concorso letterario, che ha avuto un grossissimo successo, quest'anno un concorso fotografico, in più abbiamo avuto ospiti 2 chef internazionali, uno nazionale l'altro, come Bruno Serato, e questa sera abbiamo qui da noi Daniele Reponi, reduce dalla prova del cuoco, che sta sfornando panini a iosa al tartufo, naturalmente con prodotti a base di tartufo. Allora, alla base maionese. Maionese è fondamentale, è un ottimo abbinamento col tartufo perché contiene uova e contiene grasso e si assapora al meglio il tartufo. Poi abbiamo un prodotto straordinario, questo cotto al tartufo di Pedrazzoli, guardate che meraviglia. Taleggio e il carciofo. Non ci metto altro perché non ci sta più niente. Buon appetito! Il tartufo bianco della Valle del Po è un'assoluta chicca, perché molti pensano che il tartufo si trovi solo a livello collinare, invece in queste zone c'è un tartufo straordinario e c'è anche una manifestazione bellissima. Io ho preparato alcune farciture ovviamente a base di tartufo, cercando di coinvolgere anche produttori locali, quindi produttori di salumi, produttori di formaggi, produttori di salse. Le abbiamo tutte racchiuse dentro a questi splendidi scrigni che sono i panini, cercando di raccontare appunto il territorio e il tartufo. Per esempio ne abbiamo fatto uno con la zucca, la pancetta, i funghi e il tartufo ovviamente, uno con la mortadella al tartufo. Abbiamo fatto 3 o 4 farciture veramente meravigliose e la cosa anche interessante, oltre diciamo, a livello gastronomico, è il fatto che in questa manifestazione la Pro Loco di Borgofranco raccoglie la comunità intera. Ci sono tanti ragazzi, come vedete, e quindi è molto importante anche da questo punto di vista. Mi ha fatto molto piacere essere presente. Domani l'ultima sera, la sera dei ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno onorato della loro presenza, la sera dei ringraziamenti soprattutto ai nostri volontari, perché infatti il lunedì è stato fatto apposta per festeggiare insieme, con tortellini in brodo, no tartufo ma tortellini in brodo e lesso e mostarda per tutti. Ed è la sera per ringraziare, come dicevo, per ringraziare tutti quanti ci hanno onorato di venire qui a Borgofranco.